Salve a tutti! Oggi andiamo a mostrare come fa e vedete aglieri in forno. Allora, per una persona ci vuole a poco presto 400 grammi di boni per un piatto. Allora, avrete bisogno di strumento che si chiama un economo. L'economo sbucca a sbucciare i boni. Allora, comincio. Sicuro è anche possibile di fare in un coltello. Allora, dopo sta tappa avrete bisogno di una mandolina. La mandolina sbuca a tagliare i breti di maniera uguale. Avrete bisogno di un'insalatera per ritirare la vostra roba. Ora ci mettete di l'acqua e mischiate durante 10 secondi in buona mano. Dopo avrete bisogno di un straccio. Mettete la vostra roba dentro il straccio. Allora, lo scopo è di cacciare l'acqua il più possibile. Appoggiate così. Ora ci vuole mettere le brete dentro l'insalatera. E dopo ci vuole una cucchiara zuppa d'olio. Per 400 grammi di boni una sola cucchiara basta. Dopo l'olio ci vuole mettere una pizzicata di curry. Mischiare tutto. Ecco, qui è fatta. Dopo questa avrete bisogno di una lascia. Nella lascia ci metterete la vostra roba e dopo in forno durante una mezz'ora. Ma una mezz'ora, ma si dipende come la vi piace la cottura, ben sicuro. E dopo una mezz'ora, ecco ciò che ho ottenuto. Abbiamo mostrato e spiegato. Ecco il risultato. Otteniamo un prodotto, una fritta consulente all'infuori e umile all'ingrediente. Dopo la cottura ci vuole a mettere i breti dentro l'insalatera
Allora, una piccicata di sale, ma stai attenti, usare mica di troppo, per la vostra salute. Mischiate bene. Eccoli pronti e i vostri fritte a digerire. A ringraziarvi da voi figli di questa video, vi dico a bene e a prossima.